Bersagliani non manca mai, qui non lo bisogna su perché io so che non lo cioè lui pia di 71 anni 18 di dicembre Bersagliani non manca mai, qui non lo bisogna su perché io so che non lo Non perdermi, eh? No, non ti perdo. No, guardate. Questo è importante. Questo è importante. Buonasera, ciao. Ampi di Montebelluna presente. Sì, no, la lampi c'è solo qua fuori che vede il medaliere che c'è stesso. Va bene? No, televisore. No, ha detto pesa. No, non ho detto che Come no, hai detto pesa? Ricorre oggi il 71esimo anniversario dell'impiccagione di 3 giovani partigiani, avvenuta proprio in questa piazza il 18 dicembre del 1944. Portogruaro con questa cerimonia li onora, ricorda il loro sacrificio e i valori che ispirarono la loro lotta. Valori che erano e sono motivi ispiratori della nostra Repubblica. La nostra piazza sarà buia, perché buia fu quella giornata, perché solo il silenzio e l'oscurità possono essere degno commento e simbolo di quelle ore drammatiche. Ricordiamo i loro nomi. Antonio Pellegrini, di 22 anni, di Treviso. Bernardino Vidori, di 28 anni, di Valdobbiadene. Ampelio Iberati, di 27 anni, portoguarese, impiccato quest'ultimo, aggiungendo crudeltà a crudeltà, quasi davanti alla sua casa natale. Verrà ora eseguito l'inno nazionale.
Verrà ora eseguita la canzone della Resistenza Bella Ciao. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Contro il fascismo e la violenza, ora e sempre resistenza! Resistenza, sempre! Vi ricordo che la cerimonia proseguirà nella sala consigliare. Buonasera a tutti, benvenuti nella casa municipale. Sono l'assessore Toffolo, in rappresentanza del sindaco Maria Teresa Senatore, che non può essere presente questa sera. E ho partecipato con grande, per la prima volta, diciamo, in questa importante veste, sono molto emozionato, devo dire, sì, perché diciamo che questo tipo di cerimonie rappresentano la memoria delle giovani generazioni di ciò che è stato e che non deve essere dimenticato. Ecco, niente, io passo subito la parola alla presidentessa dell'ANPI. Grazie. In qualità di presidente della sezione Tino Moro dell'ANPI di Portogruaro, dove ho sostituito il presidente storico Inelde Rosa Pellegrini, che è qui con noi, in primo luogo in sintonia con l'amministrazione comunale qui rappresentata dall'assessore Toffolo, sento il dovere di ringraziare tutti i presenti per aver condiviso con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia l'intento di ricordare il sacrificio di Ampello e Berardi, Antonio Pellegrini, di cui abbiamo qui con noi il fratello,
Bernardino Vidori. Tutti abbiamo già sentito le storie, ricordo solo molto velocemente. Eusebio Berardi aveva 27 anni, Pellegrini era del 22, era un fabbro. Bernardino Vidori faceva un mestiere antico dimenticato, il carrettiere. Era sposato e aveva 2 figli. Il loro sacrificio fece sì che il popolo italiano negli 2 anni avrebbe potuto celebrare il referendum per scegliere la forma dello Stato, eleggere l'Assemblea Costituente che doveva dar vita alla Costituzione repubblicana e riconoscere il tributo di sangue e di abnegazione delle donne, ammettendole per la prima volta al voto. Ed è un ringraziamento che viene esteso con grande soddisfazione ai dirigenti scolastici, professori